Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno, mercoledì 17 settembre. Avere compassione verso chi soffre. Ogni volta che avete fatto queste cose a un solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Matteo capitolo 25, versetto 40. Chi sono quelli che Gesù chiama suoi fratelli più piccoli? Il contesto in cui Gesù usa questa espressione è, come abbiamo visto, universale. È un giudizio dove sono convocati tutti gli uomini, senza distinzione. Quell'espressione perciò non indica i cristiani soltanto, ma qualsiasi uomo, cristiano o no, si trovi in necessità o in difficoltà. Il contesto parla di chi ha fame o sete, di chi ha bisogno di vestito o di alloggio, del malato, del carcerato. Ma non è difficile estendere l'elenco a milioni di indigenti e di sofferenti che nel mondo implorano, anche senza parole, il nostro aiuto. Sono questi che Gesù chiama fratelli suoi e con questi egli è misteriosamente solidale. Cominciamo subito a riconoscere Gesù in chiunque ci passa accanto. Non perdiamo le numerose occasioni che ci capitano per fare tanti atti d'amore, soprattutto verso i più bisognosi, gli affamati, i senza tetto, i malati, i disoccupati, gli emarginati, i drogati, di cui veniamo ogni giorno e giorno per giorno a conoscenza nelle nostre città e nei paesi lontani. E quando ce ne dimentichiamo, ricominciamo subito. Il prossimo da amare non mancherà mai. Mercoledì 17 settembre. Avere compassione verso chi soffre. Chiara Lubick, brani dal commento alla parola di vita del novembre 1984. Parola di vita settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.